Ecco il castello Canussio sul retro, e quindi qua si vede una chicca che si vede anche, abbiamo la possibilità di poter vedere anche le mura di Cividale del Friuli, e dove passava la roggia canalizzata, l'acqua canalizzata che alimentava tutti i mulini qua a Cividale del Friuli e che passa a nord, che arriva da Torreano e arriva in Borgo San Domenico, poi scende sotto questa pavimentazione qua, quindi arriva a Borgo San Domenico, gira verso destra, quindi segue le mura di Cividale del Friuli, che sono a forma di aquila, hanno un perimetro di 5 km, prosegue in questo punto proprio dove c'è la fondazione Canussio, no? Come vedete siamo sul retro del castello Canussio, Niccolò Canussio, e prosegue per andare appunto esattamente dietro, su un lato di Arteni, no? Attraversa la strada che porta in centro a Cividale del Friuli. Adesso mi sposto dall'altra parte, Dicevo che attraverso la strada sotto il manto stradale e passa sotto Vivi lo Sport, e per andare poi dopo altri sotto una chiesetta lì in Borgo San Pietro, quindi si passa da Borgo San Domenico a Borgo San Pietro, e poi alimenta altri mulini, alcuni chiusi, altri non si vedono più traccia, passa davanti al mulino Cudiccio per poi andare ad immettersi nel fiume Natisone come affluente.